Sono le 18:01 del 4 aprile di 54 anni fa. Martin Luther King, apostolo della non violenza, viene colpito a morte da una pallottola che lo raggiunge in piena testa mentre si trova sul balcone di un motel a Memphis, nel Tennessee. Un omicidio ancora avvolto dal mistero, anche perché nonostante l'esecutore materiale sia stato arrestato, abbia un nome e cognome, sono molti coloro che lo ritengono, se non addirittura innocente, come sostengono i figli di King, quantomeno capro espiatorio di un complotto che avrebbe coinvolto a vari livelli il governo statunitense e anche l'FBI. In ogni caso, la morte violenta del carismatico leader nero, Nobel della pace nel 64, simbolo della lotta contro la discriminazione razziale, non ha certo indebolito la potenza del suo messaggio, anzi, da allora e successivamente anche molti bianchi si mobilitarono in suo nome per la lotta dei diritti civili. Restò e resta ancora oggi un grande riferimento Martin Luther King anche nella sua coraggiosa presa di distanza dalle frange estremiste, lui che aveva fatto proprio il modello di protesta non violenta di Gandhi, con la ricerca del dialogo sempre e comunque ad ogni costo, tanto da diventare scomodo per tutti.